Siamo in finale, Italia è in finale. Finalmente il primo step superato. Allora giù. Intanto vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Se faccio mercato, battere a Napoletano, come state? Qua giù. Io spero tutto bene. Allora, qua giù. Italia, Irlanda del Nord, 2-0, vanno al gol. Sandro Tonali e Moise Kean all'80°. Giù, no, primo team arriva Inter Fiorentina, la Fiorentina, in questo caso l'Italia, faceva occasione su occasione, poi Di Marco, un casino, succedette in una partita, a un certo punto, praticamente su azione di Di Marco, sul cross di Di Marco, cross basta per la precisione, uno tira, uno non tira, non si ritiravano, tenevano paura, non so. Vabbè, poi secondo tempo stanno aizzati, Rosun. E l'Italia ha fatto vedere un po' d'Italia. Ci stavano anche dei campioni del mondo dell'Italia a vedere la partita, cioè uno che mi ricordo è Zambrotta, poi non mi ricordo chi è, qualcun altro. Poi praticamente ci sta anche Mario Balotelli, Super Mario Balotelli, e se non sbaglio, scusate, ci stava anche il fratello, ma non mi ricordo. Io ho visto una scena che hanno inquadrato Balotelli, però al momento non ricordo se hanno fatto vedere anche il fratello. Poi giù, i tifosi italiani all'inizio della partita. Ma che tenita fischiare! Ma poi contro l'Irlanda del Nord ci hanno fischiato l'inno contro l'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord, no, l'Irlanda normale, l'Irlanda del Nord. Forse non sai, c'è America, la Cina, l'Iran, l'Israele, cose del genere. Potesse pure capire, però l'Irlanda del Nord, cioè, ma che tenita fiscale, cioè sì, cioè, ma che tenita, cioè, poi non lo so, vabbè, giù, finalmente prima non c'è niente da festeggiare, me ne rendo conto, perché l'Italia stava a fare schifo, e mo testa alla prossima, martedì prossimo ci sta la semifinale, la finale, scusate, tra la vincente tra le partite che si stanno giocando mo, e contro l'Italia. Se mi ricordo, vi dico pure chi deve giocare contro l'Italia. Mo vedo un po' se si è conclusa la partita. No, ancora deve finire, stanno ai tempi supplementari. Vabbè, intanto il Brasile segna il gol del 1-2 contro la Francia. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a giù, e vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Ciao a giù, oggi bene.